Grazie Presidente, colleghe e colleghi. Ci siamo trovati di fronte a un provvedimento di dimensioni rilevanti, 6 miliardi e 500 euro, che tuttavia non risponde, a nostro avviso, in modo adeguato alle criticità strutturali che attraversa la nostra Regione. Le risorse ci sono, ma manca una visione capace di affrontare le sfide economiche, sociali, ambientali e demografiche che sono emerse con chiarezza nella nota di aggiornamento al DEF. La crescita regionale, pur presente e debole e inferiore a quella di molte altre regioni, è stata sostenuta prevalentemente da fattori temporanei come il Superbonus 110 e il PNRR. Sul fronte ambientale questa manovra non propone una strategia climatica regionale all'altezza della crescente esposizione del territorio a eventi estremi. Anche in ambito sanitario, nonostante l'ingente impegno di risorse, l'impianto complessivo rischia di aumentare le disuguaglianze anziché ridurle. Sul lavoro non si registrano interventi strutturali contro il lavoro povero, perdita di potere d'acquisto. Le politiche demografiche continuano a non invertire il declino della popolazione e anche la norma per contrastarlo non ci convince, perché la considerazione non dovrebbe essere meglio questo che niente. Restiamo convinti che le misure a spot non possono essere la risposta, come se le necessità familiari si esaurissero esclusivamente nell'immediato. La denatalità costituisce infatti una sfida strutturale che richiede politiche altrettanto strutturali, capaci di offrire sostegni stabili, accessibili e coerenti lungo tutto il percorso di vita delle famiglie. Le politiche abitative restano insufficienti. Nel frattempo cresce una povertà che stona in una regione ricca come la nostra, così come crescono l'isolamento e le emergenze sociali, fino a tragedie come quelle legate al freddo. Non possiamo infine ignorare che continuino a pesare sul bilancio regionale i vitalizi degli ex consiglieri regionali con una spesa in aumento nei prossimi esercizi. Per tutte queste considerazioni riteniamo che questo bilancio non sia all'altezza delle sfide che la Regione ha davanti. È una manovra che gestisce l'esistente senza correggere le distorsioni e senza costruire una prospettiva credibile nel medio-lungo periodo. Quindi per queste considerazioni il voto del Movimento 5 Stelle non può che essere contrario.